Ciao a tutti, oggi in Sardegna è festa. Se disse Sardegna, sapete che cosa vuol dire? Se non lo sapete e vorreste conoscere il significato di questa festa, allora venite con me indietro nel passato. Pronti? Aio! Nel 1793 una flotta francese aveva cercato di impadronirsi dell'isola, che all'epoca diciamo che era sotto il dominio dei piemontesi, perché il regno era sardo-piemontese, ma in realtà il regno era il regno di Sardegna. Quindi i sardi erano già scontenti del fatto che si sentissero oppressi, che venissero sfruttati dai piemontesi e quindi non erano per niente contenti di questa situazione. In più, a seguito di questa battaglia che cacciò via i francesi, si aspettavano, come dire, un po' di gratitudine. Niente di tutto ciò, per cui organizzarono la sommossa per cacciare via il viceré, ma io ve la sto sintetizzando veramente ai minimi termini, perché la storia è veramente lunga, una piccola sintesi. Andato via quel viceré, ne arrivò un altro. Notate bene che pensare che ci sia stata la cacciata dei piemontesi e quindi i piemontesi sparirono dall'isola è totalmente sbagliato, perché all'epoca noi eravamo Regno Sardo-Piemontese, ma questa storia è andata avanti fino al 1861, perché quando allora il re del Regno di Sardegna, chiamato Regno Sardo-Piemontese, ma era il Regno di Sardegna, Vittorio Emanuele II, c'era Vittorio Emanuele II, no? E in quell'anno ci fu l'unità d'Italia, quindi Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, divenne re di tutta Italia, tant'è che nel mondo siamo famosi per aver avuto il primo re che si chiama Secondo. Ehm, per cui una storia molto lunga, ma magari creerò dei piccoli video per spiegare passo passo un po' più nello specifico. In quel famoso giorno in cui ci furono questi tumulti, ehm, quei giorni, no? Come si faceva a riconoscere i sardi dai piemontesi? Semplice. I piemontesi non sapevano pronunciare la X e allora i sardi dicevano Naracigiri. Non sapevi dire questa parola? E allora via, sulla nave e cacciati via, imbarcati verso il Piemonte, ma le fonti raccontano che ci furono non pochi massacri perpetuati dai sardi nei confronti dei piemontesi che erano in quel momento storico dei veri e propri tiranni. Questo giorno è detto anche Sadie de Sacciapada. Vedete, dietro di me c'è un bellissimo disegno realizzato da una mia ex alunna, Giorgia Mura, e riporta una frase, Forza Varis, i sardi sempre uniti, o anche unidos, un'altra parola che ci piace molto. Giorgia ha realizzato anche questo bellissimo disegno che ritrae la nostra isola, vedete? Guardate un po'. Noi siamo una terra unica, le bellezze della Sardegna non ce le ha nessuno, non sono solo coste, ma sono tradizioni, storia e tanta, tanta ospitalità. Ma non si lascia usurassare, samusca su te su naso. E quando ci sono gli invasori, noi li cacciamo. Bene, vi saluto e arrivederci per un prossimo video. Ciao! E mi raccomando, venite in Sardegna, ne rimarrete incantati. La Sardegna non è solo costa. Dovete venire nel suo interno e scoprire la sua storia, le sue tradizioni, la sua gente. Vi saluto, ciao!